Abbiamo con noi il candidato a sindaco Giuseppe Lipera, sostenuto dalla lista Movimento Popolare Catanese. Benvenuto avvocato. Grazie. Lei come gli altri ha 7 minuti, vado subito alla prima domanda. Lei ha un programma piuttosto ricco se diventa sindaco, reintroduzione dei cassonetti, ricostruzione del Tondo Gioieni e anche l'apertura di un casinò a Catania. Questa è un po' una cosa che incuriosisce, un po' anche... non è rischioso un po' il casinò? E perché? Cioè, a San Vincent, a Sanremo, a Venezia c'è il casinò, il gioco d'azzardo invece è vietato in Italia, ma sono di quelle sperequazioni che non si comprendono. Io dico a Catania, ma anche la Campania, la Calabria, il Lazio, la Toscana, qualunque regione avrebbe diritto ad avere il suo casinò. Perché il casinò? Perché è una grande attrazione turistica, per turisti ricchi che portano soldi in città, i commercianti, perché gli introiti possono servire ad abbassare le tasse al comune, perché a 90 km di distanza in linea d'aria, poi ci va col mare o con l'aereo, a Malta per esempio, che, come Catania, ci sono 4 casinò, 4 a Malta. E poi voglio dire, questi bingo cosa sono? Sono dei piccoli casinò che servono a togliere soldi ai vecchietti, alle signore anziane, e invece un casinò ha un senso. Seconda domanda, sempre per quanto riguarda il programma, la facciamo a tutti perché l'ha fatta Trantino, l'ha detta questa cosa qua, ha detto come tutti avvertono il problema della sicurezza a Catania, restituire, come dire, una tranquillità ai cittadini. Lui ha detto di aver parlato col ministro della difesa Crosetto per avere i soldati in funzione deterrente, non di polizia ma deterrente, cioè che si camminano per Catania e si fanno vedere. Che ne pensa? No, non sono assolutamente d'accordo, l'esercito serve per difendere la nazione, speriamo mai, ma si devono occupare le forze di polizia. Purtroppo non siamo a New York, se no direi parlo col capo della polizia locale e risolvo il problema. In Italia c'è questa cosa, c'è la polizia di Stato, la finanza, i carabinieri. Il sindaco non può fare altro che cercare di convocarli nel proprio tavolo e coordinare con quei pochi vigili urbani che abbiamo. Gli ultimi li ho assunti io quando fui per miracolo assessore al personale 35 anni fa, e quei pochi rimasti stanno andando tutti in pensione, quindi bisogna assolutamente assumere nuovi vigili urbani e poi bisogna pretendere da questore, comandante dei carabinieri, comandante della finanza, un coordinamento in modo da coprire tutto il territorio. Quindi assunzione di vigili urbani, sì. E dai comandanti cosa questore e comandante dei carabinieri delle finanze, sedersi a un tavolo e coordinare le forze, contare quanti vigili ci sono, quanti carabinieri ci sono, quanta finanza c'è, in modo da coprire tutto il territorio. Secondo me si può fare. Lei ha designato aveva candidato come consigliere comunale il mio amico Fabrizio Corona, che siamo amici, è vero, fa piacere. Però ha dovuto rinunciare per le sue vicende giudiziarie e ha un ruolo in mente per lui comunque. Ma Fabrizio Corona ha detto sì, poi al momento di rilasciargli il certificato elettorale non gliel'hanno rilasciato perché ha dei residui rispetto a tutte le vicende giudiziarie. Il ruolo, una persona che ha sofferto tanto, per me Corona ha sofferto tanto, è un catanese famoso, potrebbe avere un ruolo certamente nel reparto dei servizi sociali. Appena dovesse completamente espiare la sua pena potrebbe essere, perché no, un assessore o coassessore ai servizi sociali. Solo chi ha sofferto può aiutare le persone che soffrono, secondo me. E Corona è una persona giusta? Secondo me sì. Non dovesse diventare sindaco facendo scaramanzie eccetera, lei tornerebbe alla sua attività di avvocato? No, io non torno, ci sono rimasto purtroppo. Non torna? No, non posso. Non consigliere comunale? No, non sono candidato come consigliere comunale. Non se ne è candidato. Assolutamente no, perché sta legge non è che l'hanno capita in molti, questa nuova legge. Il Consiglio Comunale ha un ruolo completamente diverso, tant'è che una volta il Consiglio Comunale era presieduto dal sindaco, si eleggeva sindaco e assessori facendo patteggiamenti fra gli eletti al Consiglio Comunale. Ora invece è una cosa completamente diversa, c'è il governo, il sindaco che dovrebbe scegliere autonomamente i suoi assessori, ma sappiamo
che non è così, a destra e a sinistra già hanno... Ma lei li sceglierebbe a destra o a sinistra? No, il Movimento Popolare Catanese non è né di destra né di sinistra, né centro, né ateo, né cattolico, perché i problemi della città non hanno colore politico. Al Parlamento è giusto, no? Si vota per la guerra in Ucraina, per esempio, il divorzio, l'aborto una volta. Noi ci dobbiamo occupare di spazzatura e manutenzione strade. Sfido chiunque a dimostrarmi che la spazzatura o la manutenzione strade sia di un colore politico. Vorrei che il Movimento Popolare Catanese per il futuro sia anche Movimento Popolare Milanese, Romano, e allora Bergamasco. Con quale criterio sceglierebbe i suoi collaboratori, cioè gli assessori? In base all'intelligenza, perché poi l'assessore è sempre uno che mette in campo la sua intelligenza. Ha già qualcuno in mente? Certo. Me ne dice qualcuno? Ma io per esempio l'assessore alla cultura ho pensato a Francesca Litrico, che è una regista teatrale, proprietaria del teatro De Curtis, come il professore Petralia, che fra l'altro è capolista del Movimento Popolare Catanese, che è primario al Policlinico, docente di psichiatria, lo metterei come assessore alla salute, o la dottoressa Sandra Drago, psicologa, una bravissima ragazza per me, certo rispetto a me è una ragazza che metterei ai servizi sociali, insomma abbiamo una bella squadra. Angelo. Avvocato, siete 7 a correre per la poltrona di primo cittadino, 7 concorrenti per il sindaco, ma questo proliferare di liste di candidati non è che porta a una dispersione dei voti, cioè la gente poi alla fine è costretta a scegliere e quindi c'è la dispersione? Allora, ci sono due fenomeni, dalla dispersione, come giustamente la definisce lei, e la disaffezione, tant'è che la gente non va a votare. Credo che fra i due mali il peggiore sia la disaffezione. E quindi Teme un'astensione forte? ma è in tendenza a quello che sta accadendo del resto in tutto il paese, però io ho cercato di fare propaganda ad andare a votare piuttosto che votare me. Andate a votare, perché poi che ci lamentiamo? Non abbiamo, nel cittadino non ha altre armi, non è che può fare il terrorista, deve andare a votare. Certo. E quindi questo è il problema, non è la dispersione che diceva il collega? Non lo so, francamente, ripeto, fra i due mali, fra la dispersione e la disaffezione al voto, al non andare a votare, preferisco la dispersione, come l'ha definito il collega. Grazie a Giuseppe Lipera, candidato di Movimento Popolare Catanese, è stato con noi 6-7 minuti come tutti gli altri candidati e con lui abbiamo concluso, non perché fa last but not least. Last but not least, ma stasera ci vediamo passiatori, dalle 18 in poi, mi raccomando. Benissimo, grazie avvocato. Grazie.